Ripristino della cassa integrazione, perché con questi costi tante aziende lavorano in perdita e quindi è chiaro che si dovrà valutare anche un periodo di chiusura. Questa è la prospettiva se non ci saranno correttivi immediati sul caro bollette. Cifre impressionanti che arrivano in ogni momento al cellulare della Presidente dei commercianti trevigiani Dania Sartorato, accompagnate dalle richieste di sostegno da parte di esercenti sempre più sconfortati. C'è veramente molta agitazione perché è arrivato tutto in un momento, anche se è da febbraio che sappiamo che gli aumenti ci sono, adesso è arrivato il mese di luglio, in queste settimane, al rientro dalle vacanze, con tutta una situazione di incertezza e con queste scadenze che sono a brevissimo, per cui è stata richiesta una riunione straordinaria per attivare uno sportello bollette in Unione Provinciale Confcommercio per dare gratuitamente agli associati almeno una consulenza su come fare se dovessero arrivare bollette, maxi bollette come quelle che stiamo vedendo in questi giorni. Cifre triplicate che fanno letteralmente saltare i bilanci di attività che stanno ancora facendo i conti con la crisi causata dal Covid. Per questo anche da Treviso è già partita per Roma una richiesta importante. È stato chiesto ripristino del credito d'imposta già utilizzato in periodo di pandemia per le nostre imprese che non sono considerate energivore, quindi non ricadevano nel percorso di sostegno alle imprese. Ma questo non riuscirà ad evitare aumenti dei listini, come già annunciato a Venezia per la tazzina di caffè a 1,50 €. Quella strada è segnata, bisognerà arrivare necessariamente ad un aumento. Forse non sarà il caffè il prodotto proprio principe degli aumenti, però altre voci di costo altri listini dovranno essere necessariamente rivisti se non c'è un cambio nei costi, se non c'è un freno ai costi. E proprio per essere trasparenti con i clienti che da ieri pomeriggio l'Associazione Commercianti ha invitato tutti gli iscritti a pubblicare le proprie bollette, come già fatto in serata da questo ristoratore di Cison, seguito da molti altri nella giornata di oggi. Uno sfogo con un'azione concreta per indirizzare la rabbia di questi giorni che stanno arrivando le bollette che sono fuori da ogni logica, veramente alla follia.